Allora, dal 3 dicembre 2009 al 31 marzo 2010, fino al 30 settembre 2010, hanno lavorato tutti. Di questi 10 ne hanno tenuti solo 6? Sì. No, la domanda è perché se nel frattempo gli stalli sono passati da 500 a 1000, cioè aumentano i posti macchina e loro dimezzano il personale. Una bella perché? Ecco, perché è un punto interrogativo. E i 3 dipendenti quando sono stati... Da allora sono il 30 settembre 2010. Dal 2010 praticamente, mentre nel 2011 a gennaio sono stati assunti tutti, potremmo dire che da allora non sono stati riassunti. E quindi, quindi il 30 settembre avete del finito di 2010. lavorare. Chi è? E non ce l'hanno rinnovato. Vabbè, non devo stare su questa cosa. Ciao, Sara. Volevo precisare, guarda, quello delle donne è chiuso, c'ha una chiavuzza, ticchi, vengono a chiavuzza. Bene, ovviamente durante che io facevo la cosa ho staccato per una questione di privacy. Faccio vedere qua, è chiuso, c'era la chiavuzza, non lo so come fanno, forse secondo me Camonetina sarà, sì. Che mi do una sistemata, alle volte viene Rosa Battaglia, mi trovo presentabile un po', per quello che si può fare, pazienza. Cainito assente, giudice presente, Cavana presente, Cirignotta assente. 18 presidenti, 12 assenti, la seduta è valida. Possiamo dare inizio ai lavori. Ho il dovere, peraltro, prima di dare inizio ai lavori che riguardano l'ordine del giorno, ho il dovere, e ritengo condiviso con tutti i consiglieri comunali, di prendere in grandissima considerazione la questione che noi tutti sappiamo che è successo, stamattina. L'aula consigliare è stata occupata dai lavoratori di AG Mobilità. Ho intrapreso un pacifico colloquio con il rappresentante sindacale Emanuele Cicolone per concordare, naturalmente così come si è fatto con i lavoratori di Procontrol e Comeco. Ritengo sia giusto e legittimo dare voce ai lavoratori e per essi al loro rappresentante. Io, se vedo Emanuele Cicolone tra il pubblico, lo invito ufficialmente ad entrare in aula. Cicolone, può entrare. Buongiorno a tutti. Sinteticamente credo che questa città è una città che può diventare normale ed è un obiettivo di tutti se riusciamo a dare esempi concreti di comportamento, esempi di coerenza rispetto a situazioni che si determinano nel nostro territorio. Ora l'amministrazione comunale rispetto a questa vicenda, adesso ci ritorno, ci sono molti punti confusi, molti punti non chiari, scelte, comportamenti non chiari che hanno determinato una situazione che in altre realtà avrebbero sicuramente prodotto
non si è visto per niente fiducioso. Ci siamo sentiti presi in giro. Un'amministrazione avrebbe dovuto o imporre il rispetto di quanto si era fatto, o avrebbe dovuto mandare la società a pesante del culo, subito! Un'amministrazione che non l'ha preso, con quale faccia potremmo pretendere che altri applicano legalità, correttezza e esperienza nel nostro territorio? E per questo ci stiamo rivoltando. E a voi chiediamo un intervento serio, coerente, che sia chiaro. Questa battaglia di oggi è iniziata. Se qualcuno pensa che fosse così, ha capito male. La stiamo più che sospendendo, stiamo consentendo a voi di andare avanti. E al Consiglio Comunale spero che qua si abbiano decisioni conseguenti rispetto a questo tema, ma noi non ci fermiamo. Come dicono i lavoratori, la battaglia non si finisce, ne avremo sempre in progress, cioè faremo cose più grandi, ma molto più grandi, perché altrimenti il problema non è tre, ma potrebbe essere un solo lavoratore, dove l'amministrazione non si è comportata bene in verso di gente. Dovete saperlo. Adesso io vi ringrazio il Presidente e voi tutti per avermi ascoltato e desidereremo che da parte vostra ci fosse un'azione concreta per dire fine a questa vicenda oscura, questa vicenda che legitima il ruolo di un'amministrazione comunale e di un'azienda di un'azienda che è affidataria di un servizio. Lo dico alla Americana con tutte le conseguenze e le responsabilità che questa mediazione comporta e quindi senza offesa. Valuteremo anche cosa faremo di questo. Grazie. Grazie a lei, Scicolone. Questo argomento io non ne ho più parlato pubblicamente e mi dispiace, questo lo dico pubblicamente con la speranza che qualcuno glielo vada a raccontare, signor Prefetto. Mi dispiace che quando noi abbiamo fatto un esposto al Prefetto su questo argomento non siamo stati né chiamati né interpellati. Io mi auguro che questo non sia l'ennesimo Consiglio Comunale che facciamo un documento e che poi non serve a nessuno. Io mi aspetto che domani mattina si valuti attentamente quello che è successo, perché noi insieme ai consiglieri Mosselli, Stefano e Genuso riteniamo che ci siano tutti i presupposti, ma non da ora, quando legittimamente i consiglieri hanno occupato quest'aula, hanno protestato in questa sede, ma già da 2 anni non ci sono i presupposti per cui ci possa essere in essere questo programma. E io, se me lo permette, Presidente, l'ho trovato nella mia email, vorrei leggere una lettera che ha mandato non il capo dell'opposizione al Consiglio Comunale, poi lo dico cosa dice questa lettera. Cosa dice questa lettera? L'articolo 10 del CSG è il capitolato speciale di gestione, con la quale questa ditta ha vinto la gara. Prevede che per un'unità lavorativa in meno rispetto a quanto indicato nell'offerta di gara verrà applicata una specifica penale secondo l'importo determinato dalla stessa clausola contrattuale. In sede di gara la concessionaria ha offerto di assumere 48 dipendenti. A fronte di ciò però ad oggi a prospudente non sono stati comunicati solamente 2 nominativi oggetto di riassunzione. Poi abbiamo saputo che sono passati da 2 a 5. Inoltre, per il solo fatto che hanno continuato a rifornirsi i bollettari per i verbali, ci risulta in servizio altri 4 dipendenti. Pertanto, in sede di gara non era indicato che dette persone sarebbero state impegnate, il quale alla fine dice che continuando a regolare questo stato di cose, secondo lui ci sono tutti i termini per la inadibenza contrattuale. Questa lettera la scrive il comandante dei vigili urbani di Genova, il quale indica chiaramente che secondo lui ci sono tutte le inadempienze contrattuali. Ora io capisco qual è la situazione. Io posso capire anche che prendere una decisione del genere possa essere complicata, perché ci possono essere tante referenze. Però di fronte al fatto che noi allora continuiamo una situazione del genere, secondo me il Consiglio Comunale deve decidere. Ma
di rescindere il contratto con questi signori. Perché ci sono tutti i presupposti, come in questo Consiglio Comunale, quando abbiamo un parere tecnico, lo confondiamo come parere di Dio e possiamo votare tutti gli atti, per cui già c'è il parere tecnico e quindi noi tutti, consiglieri comunali che non capiamo niente, lo dice il dirigente, rispetto a queste cose c'è una lettera protocollata da parte del comandante dei vigili urbani e noi non ne teniamo conto. E allora sono due le cose: o il comandante dei vigili urbani viene in quest'aula e viene a dire che rispetto a quella lettera sono cambiati i termini contrattuali e quindi che tutte le cose che lui denunciava e dichiarava in quella lettera sono state superate, o secondo me il Consiglio Comunale deve agire di conseguenza. E questo non è un aspetto personale che io ho nei confronti, io sono tutti i cittadini che si sentono defraudati di un diritto e io mi aspetto che da questo punto di vista si dia contezza alla città, si dia contezza ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e soprattutto si dia contezza a quelle 40 persone che il posto di lavoro non è stato mai dato, che fanno parte di quei 15.000 disoccupati che ci sono a Gela. Grazie. Signor Presidente, signor Sindaco, signori consiglieri, parlo per nome e per conto del gruppo PD. Ora, rispetto alla questione di stamattina, dove per certi versi stiamo correndo il rischio, già questo è il secondo consiglio comunale, di essere espropriati del nostro ruolo. Ora, al di là che parlo per nome e per conto del PD, poi c'è un problema anche di natura personale. Io sono geloso del mio ruolo e io credo che stamattina Emanuele Scicolone, persona a me vicina in casa, rappresentante e bravo sindacalista e rappresentante dei lavoratori, ha fatto bene, ma nel dire che ha fatto bene, caro Emanuele Scicolone, ha sfruttato la porta aperta, perché ha ragione chi è intervenuto prima di me, che questo argomento è stato trattato più volte, ma io non mi vanto mai dalle cose che faccio, perché li faccio perché li intendo. Ho presentato una mozione su questo ragionamento, Terenzana Di Stefano ne ha parlato più volte, Enrico Vela ne ha parlato più volte, ma Sabato Regalo, ne abbiamo parlato tutti. Allora c'è qualcosa che non funziona qua. Questa è mobilità che non è siciliana, non è di Palermo, non è rappresentata dalla regione, come dirla una volta. Ma è possibile che noi parliamo per l'ennesima volta della mobilità e non voglio fare a gara chi ne mette di più rispetto a questo argomento, perché c'è la nausea, abbiamo la nausea, naturalmente sono nauseato. Ma qual è la conclusione di tutti i ragionamenti che ne abbiamo fatto? Siamo a punto di partenza, non abbiamo fatto nulla. Questo Consiglio Comunale ce l'ha un ruolo decisionale, perché se ha un ruolo decisionale dobbiamo decidere. La mobilità l'abbiamo fatta in tutte le tasse, non ci ascolta, va avanti per la sua strada. Allora, se ti dà un contratto, una delle due parti non lo rispetta e conseguenziale la soluzione, si manda a casa, perché gli investimenti li hanno fatti, l'ascensore è lì, i lavoratori non sono assunti, i 3 più i 37, l'aumento ISTAT lo dimentica, abbiamo proposto la mezz'ora a 35 centesimi di qua entra e non esce. Allora, se continuiamo a parlare e non abbiamo risultati, sinceramente per me diventa sconvoltante. Io mi auguro che l'intervento del sindaco che avverrà subito dopo ci sia la risoluzione del problema, quello che abbiamo oggi che è il lavoratore, ma non finisce lì, perché dobbiamo continuare con tutte le altre questioni, perché se così non è. Io personalmente ho l'idea, il desiderio di conoscere questo signore,
È possibile eventualmente, subito dopo aver risolto questo problema, e mi auguro in settimana, fare un consiglio comunale invitando il dirigente della GIA Mobilità nel consiglio comunale che ha scopato, perché c'è qualcosa che non mi torna, perché ne parliamo da durante il mezzo, da te sei insediato il consiglio comunale e noi niente abbiamo risolto. Allora, io lo faccio breve, ma volendo un interrogativo a quella posizione, allora la posizione oggi è diretta alla vittoria dell'amministrazione del consiglio comunale di tutti, ma principalmente dei lavoratori, che intanto questo problema lo dobbiamo risolvere immediatamente, per poi continuare tutte le altre discussioni, i pacchetti, le tariffe, gli investimenti che non ha fatto. Io ho letto l'altra volta che voleva andarsene, che mannaggia, cosa. Lo abbiamo chiesto pure noi, ma trovando le soluzioni. Ora non lo vogliamo mandare, ma deve rispettare le cose che abbiamo sottoscritto, che l'amministrazione ha scritto, il contratto. Allora, la mia proposta è l'impegno di tutti, l'amministrazione e il consiglio comunale, per risolvere questo problema immediatamente, ma per continuare eventualmente tutto il resto. Grazie. Grazie a lei, è stato chiarissimo, consigliere Giudice. Volevo ricordare che il lavoro fatto dai consiglieri di Siracusa, Stefano e Gennuso, un lavoro egregio dal mio punto di vista. Ma io e il collega Di Stefano avevamo iniziato ancora prima. Noi ci troviamo di fronte oggi a una ditta del nord che è venuta a saccheggiare Gela, che è venuta a vessare i cittadini geresi. Questa ditta si è presa il lusso di venire, si è permesso il lusso di venire qui a Gela a saccheggiare la città, perché così fa, e a prendere in giro l'intera cittadinanza. Non parliamo dei 3 lavoratori che sono rimasti fuori. E perché sono rimasti fuori questi 3 lavoratori non hanno? E perché nel bando che ha fatto la GIA Mobilità ha spiattellato la città 40 posti di lavoro, prendendo 48 assunzioni, prendendo in giro l'intera città, prendendo in giro il disoccupato che spera che GIA Mobilità faccia veramente questo, che spera di poter concorrere in maniera corretta a partecipare ad un'eventuale assunzione. E noi, e l'amministrazione, con a capo il sindaco, a oggi ha permesso questo. Noi siamo stanchi, gelesi di essere presi in giro. Io personalmente, consigliere comunale, sono stanco di essere preso in giro da un'amministrazione che viene qui solo per raccontare proprio. Perché di questo si tratta. Perché di questo si tratta, un'amministrazione che permette a una società di pubblicare un bando pubblico per 48 assunzioni e questi non solo non rispettano le 48 assunzioni ma licenziano e lasciano fuori i lavoratori. Questa amministrazione non risolverà mai niente. Questa amministrazione non è in grado di risolvere niente e l'hanno dimostrato. In questi 2 anni e mezzo la vicenda GIA Mobilità non è stata risolta. Noi sappiamo solo che ogni giorno in aula consigliare ci sono dei padri di famiglia che perdono il posto di lavoro e dell'indotto della raffineria e dell'indotto del comune e dell'indotto di qualsiasi ente che esista al mondo. Ogni giorno a Gela ci sono queste cose. Mi permette, signor Scicolone, voi da qui oggi non dovevate andare via. Avevate iniziato un percorso giusto. Allora qual è l'impegno che ha preso il sindaco con i lavoratori? Stamattina vi siete riuniti per qualcosa. Quale impegno ha preso? Vedremo. Stiamo lavorando, vedremo. Questo, colleghi, non mi sta bene più. Stiamo lavorando, vedremo, non mi sta bene. Volete fare un documento? Io lo posso anche firmare, ma questo documento non serve a nulla. L'unica cosa da fare è quello che ha detto il consigliere Giudice: chiamare il signor titolare di questa benedetta GIA Mobilità. O riassumi le persone o sei pregato di andare su. Grazie.
signor Sindaco, che vi preme dire, e lo avete dimostrato nell'ultima delibera di giunta, quando oltre ad aumentare da 60 centesimi a 70 centesimi il parcheggio delle strisce blu, avete anche messo all'angolo l'agevolabilità aumentando dello stesso valore percentuale anche la somma che Agemobilità deve riconoscere obbligatoriamente all'anno al Comune di Gela. Ed ecco che sono saltati in aria tutti i ragionamenti che Agemobilità aveva fatto, perché io li chiamerei, questi sono come il racket delle strisce blu. Perché il racket? Perché appunto se andiamo indietro da 500 strisce blu sono andate a 600, 700, 800, poi ne avevamo contato in commissione oltre 1000. Però quando l'amministrazione comunale, e dico giustamente, ha inserito anche l'aumento dell'Istat anche per la somma dovuta al comune, ecco che salta tutto. Andando in conclusione, perché non voglio fare perdere tempo anche ai lavori del Consiglio Comunale, signor Sindaco che è presente, basta essere ricattati, basta essere presi in giro, anche perché lo sta avvenendo, signor Sindaco. Cioè, le colpe sono scaricate tutti verso di lei, verso l'amministrazione comunale, quando è proprio l'amministrazione comunale che ad oggi non ha ricevuto una lira, quando è Agemobilità che si è arricchito e che deve al Comune di Gela oltre 400.000 euro. Quindi prendiamo tutti assieme, se c'è bisogno di una riunione urgente per stabilire tutti assieme cosa fare, facciamola. Io sono del parere che arrivato a questo punto l'Agemobilità deve andare via e che il Comune si impadronisca delle proprie proprietà, comprese i 2 parcheggi delle strisce blu, e andiamo avanti con la possibilità appunto del reinserimento immediato dei 3 lavoratori. Grazie. Grazie consigliere Stefano, prego signor Sindaco, perché non c'è nessuno iscritto a parlare, spero di non sbagliare questa volta. Prego. Signor Presidente, signori consiglieri, questa parte della mattinata che stiamo destinando alla discussione non sull'agemobilità ma sulla legittima richiesta di 3 lavoratori che vogliono tornare a lavorare mi dà forse un'opportunità insperata, quella di chiarire un passaggio, una storia forse che tutti conosciamo ma che molti fanno finta di non conoscere. Lo dico chiaramente, nel senso che non può o non deve essere solo l'opportunità che ci viene data, opportunità tra virgolette, una situazione difficile per 3 lavoratori e ci deve portare a parlare in maniera esaustiva dell'agemobilità. È una pagina difficile che penso stiamo affrontando con tanta attenzione e grande senso di responsabilità. Quindi ringrazio ovviamente tutti gli interventi che ci sono stati, che vanno in direzione di una proposta quantomeno di un quadro chiaro della situazione. Ovviamente mi aspetto tanta parte degli interventi legati alla giornata e legati alla situazione. Cosa voglio dire con questo? Parliamo di un contratto, un'aggiudicazione a seguito di un pubblico incanto con un solo partecipante, quindi tutto questo danno fatto agli altri, chi partecipava e chi non partecipava, già dall'inizio si capiva che questo era un bando che era stato forse mal dimensionato, nel senso che ci sono situazioni e numeri che purtroppo non sono risultati coincidenti con la realtà. Tant'è vero che in questo contratto c'erano tutta una serie di adempimenti previsti per la società, l'Agemobilità in questo caso, per il Comune, che in gran parte non è stato possibile realizzare. Faccio solo riferimento non solo ai numeri che sono stati almeno 10 volte sovradimensionati rispetto alla reale consistenza del fatturato della società, ma per esempio parcheggi che abbiamo consegnato in ritardo, attività che l'Agemobilità non ha fatto perché ha fatto male i conti e così via. Arriviamo noi, abbiamo 7 lavoratori che lavoravano, più o meno in quel periodo sono stati licenziati poco prima o poco dopo, e i 4 lavoratori, non 3, che erano stati licenziati, credo che non abbiano neanche un giudizio pendente, forse non hanno neanche
licenziamento all'epoca. Per fare un quadro parliamo di... Non potevano impugnarlo perché l'azienda non era un dipendente dell'azienda. Per favore, ci sono ammessi interventi dal pubblico, per favore, Non voglio intervenire, dico solo una situazione che si sperava di risolvere con tanto buon senso, che si poteva risolvere con tanto buon senso, ma che di fatto ha portato a un inasprimento, un irrigimento di una situazione, secondo me, che oggi non c'è motivo di discutere se non nello stato in cui si trova. Credo che, io parlo del comune generalmente, non dico mai del sindaco, dell'amministrazione, il comune tutto sommato di cose corrette ne ha fatte, sforzi ne ha fatti, tant'è vero che abbiamo 2 parcheggi aperti, che l'ascensore funzionava e si trova chiuso perché il costo di mantenimento per il comune di quell'ascensore è incompatibile non con la situazione attuale, ma con una normale gestione, nel senso che 4 o 6 dipendenti fissi lì non si possono tenere, ma inseriti in un contesto di gestione complessiva che ancora non è arrivato. Le vicende sono note a tutti, non c'è ritorno. Arriva poi un discorso che ci ha interessati con non una trattativa, una discussione, con affrontando una situazione che di fatto guardava ad un contratto solo in parte realizzato con una serie di ritardi che non dipendono né dalla nostra volontà, non penso di poter dire da una volontà particolare di nessuno, ma che di fatto ancora oggi non risulta né da una parte né dall'altra parte con un pieno inadempimento. Noi ci siamo subito intestati non solo la battaglia per l'assunzione dei 4 lavoratori, ma quello che speravamo potesse essere anche un'opportunità di lavoro per altri, quei 20, 30, 40 che a regime avrebbero avuto questa opportunità. E la società che, è giusto dirlo, gestisce parcheggi in tutta Italia, anche nelle città più importanti, invece non ha seguito questo nostro tentativo, questo sforzo, questo è giusto dirlo, non l'ha seguito. E quando noi abbiamo, diciamo, insieme anche al sindacato, cercato di andare a una pronta soluzione di questa vicenda, la società ne ha riassunto uno e ha lasciato in sospeso i 3 lavoratori. È inutile negarlo, con il chiaro obiettivo di creare quella tensione sociale, quello che sta succedendo oggi, per arrivare a un discorso di pressione psicologica nei confronti del comune. Io la metterei in questo modo. Devo dire anche che il fatturato della società in relazione agli stati non è sicuramente quello che era previsto nella gara, quello che si aspettava forse la società stessa, ma questo non è un fatto che ci interessa. Non credo che sia corretto e opportuno fare riferimento solo a singoli passaggi, lo capisco, può trovare anche spazio in questo Consiglio Comunale. Voglio dire per esempio che, lo dico parlando con il consigliere Siracusa che giustamente fa riferimento a una nota del comandante, a precise richieste il comandante dice si potrebbe andare in questa direzione, ma noi abbiamo un compito che è ben più arduo che rispondere ad un quesito posto da qualcuno. Noi abbiamo il compito di garantire il servizio, abbiamo il compito di garantire i lavoratori, perché vedete quello che più volte è stato detto, mandiamo la G-Mobilità, di fatto non è una soluzione, significherebbe solo andare incontro a un giudizio che se non ben articolato, con i tempi e le diffide giuste, significherebbe grave danno per l'amministrazione, perché ricordo che questo è un contratto pluriennale con un'aspettativa di guadagno notevole, tenendo conto che le somme, noi parliamo di numeri importanti. Vorrei dire che mandare senza la costruzione di un progetto alternativo significa non riassumere i 3 lavoratori che sono rimasti fuori, ma licenziarne 8. Significa esporre delle strutture che al momento servono la città a una certezza, quello di danneggiamenti ripetuti, perché non abbiamo una custodia adeguata per queste strutture. E allora, io sono d'accordo con tutto quello che si è detto, tant'è vero che la G-Mobilità mi pare
ho letto sui giornali, non è ancora arrivata la nota ufficialmente, abbia già scritto che ha intenzione forse di andare via. Non è questo che ci interessa, non è la nota, però è chiaro che, come ricordava il consigliere Di Stefano, anche quello che poteva essere un nostro inadempimento o un ritardo, cioè l'adeguamento delle somme del pagamento dell'ora, con l'attenzione dovuta è diventata per la Gemobilità un boomerang, nel senso che aumentando la somma che dovevano di fatto ci perdono, non ci guadagnano. E devo dire che un po' tutti però avremmo potuto avere un'attenzione maggiore, perché ricordo che anche in Consiglio le commissioni ci avevano lavorato tanto, era arrivato un regolamento concordato con la società, perché la società è stata incontrata dalle commissioni consigliari, si è deciso di non farlo e lasciare la tariffa così com'è, perché il nostro regolamento prevede l'ora e la mezz'ora e noi nella nostra legge libera abbiamo introdotto l'ora e la mezz'ora, quindi non c'è stata distrazione da parte di nessuno, non c'è stata la voglia di fare, diciamo, un favore a nessuno, quindi diciamo tutto è regolare da questo punto di vista. È lungo il discorso, ma abbiamo anche il consultivo oggi. E quindi vorrei chiudere dicendo che noi non diamo la solidarietà ai lavoratori che vogliono ritornare a lavorare, sarebbe cosa facile, sarebbe cosa che abbiamo già discusso altre volte. Noi pensiamo che nel rispetto delle obbligazioni assunte, obbligazioni reciproche da una parte e dall'altra, i lavoratori debbano ritornare a lavorare e ritornare a lavorare immediatamente. L'abbiamo detto, l'abbiamo anche scritto, perché il sindacato dei lavoratori qualche settimana fa hanno pure incontrato l'amministratore della Gemobilità. Non è stato fatto quello che si era detto, quindi personalmente, come ho già detto, abbiamo già avviato le procedure che richiamavo poco fa, le diffide, le messe in mora, per avviarci a una chiusura. Quando dico chiusura vedremo le forme e i tempi, nel senso non parlo di risoluzione, non parlo di altre cose, vedremo che cosa risulterà opportuno, chiudere il rapporto contrattuale con la Gemobilità, sapendo che questa decisione non è la decisione che si aspettano i 3 lavoratori, perché significa che per il momento non avranno possibilità di rientrare a lavorare, ma è l'unica che giustamente anche voi suggerite per fare chiarezza, per ripartire in un rapporto, diciamo, in un servizio che obbligatoriamente deve essere gestito, ben gestito, e deve risultare anche un'entrata per il Comune di Genova. Quindi mi sento di raccogliere in pieno quello che è stato detto in questo Consiglio Comunale e spero che nel giro di tempi brevissimi si possa arrivare a una soluzione che permetta ai lavoratori di rientrare immediatamente, ma lo dico per chiarezza immediatamente qui, chiudere il rapporto, cessare il rapporto con la Gemobilità, che al momento, diciamo, sembra la strada presa, non ci porta alla risoluzione dei 3 lavoratori. Dobbiamo cercare di lavorare per garantire il lavoro agli altri 8 che al momento sono dipendenti della Gemobilità e ovviamente ai 3 che devono rientrare. Se questa è la strada, su questo siamo d'accordo, noi andiamo avanti senza nessun problema. Invitiamo anzi i lavoratori del sindacato a rincontrarci nei prossimi giorni, anche da dopodomani non sono in sede, e a guardare assieme tutti i documenti, a seguire assieme tutti i passaggi.